Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Screenshot. Questa sera siamo all'interno della sede dell'ANMIL di Pordenone, l'Associazione Nazionale per i Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, perché tra pochi giorni ci sarà la 71esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, un tema molto sentito. L'ANMIL di Pordenone è molto attiva e questa sera siamo proprio ospiti da loro in compagnia del presidente Amedeo Bozzer. Buonasera Presidente. Buonasera a voi e grazie per essere venuti qui a raccontare l'evento che verrà fatto per la 71esima giornata. E allora diciamo subito che questo sarà un evento particolare che verrà fatto a Fontana Fredda all'interno di un'azienda, poi in parte ce lo racconterà, ma insomma diamo il benvenuto anche al rappresentante del comune di Fontana Fredda, Carlo Bolzonello, assessore ai servizi per la persona. Buonasera. Buonasera a tutti voi, grazie per avermi invitato. Allora, partiamo dal Presidente per raccontare questa 71esima edizione in provincia di Pordenone, come sarà. Questa 71esima giornata è nata in un contesto particolare. Grazie all'amministrazione di Fontana Fredda e il suo sindaco e qui oggi presente l'assessore Bolzanello, sono riusciti a stravolgere un po' quello che è stata la normalità delle giornate nazionali ed è quella di entrare direttamente in un'azienda dove, ahimè, c'è il rischio di un incidente sul lavoro, ma ci sono stati degli incidenti sul lavoro e quello che noi vogliamo è che sia azzerato questo, che sia tolto da questo libro nero l'incidente o la morte sul lavoro. Grazie a questa azienda che ci ha creduto, la Casa Grande, ci ha creduto e ci ha sostenuto in questo grande evento. Ecco, quale sarà un po' il programma della giornata, così intanto lo raccontiamo. Il programma ci troveremo alle 9 alle 8:45 all'interno dell'azienda. Giustamente c'è tutto la parte burocratica, quella che è legata al Green Pass, al controllo, perché giustamente noi dobbiamo rispettare quelle che sono le regole per l'accesso in questa azienda che ci ospita. Poi ci sarà la scopertura dell'opera che non è l'inaugurazione, ma bensì la presentazione di un'opera che dopo vi racconteremo il proseguo. Poi entreremo in corteo con le amministrazioni, guardate, entreremo in questa azienda, in questa bellissima azienda che stanno già preparandola e allestendola per la giornata, per poi proseguire con la messa e ci sarà anche il Vescovo che sarà presente per questo momento importante, che è un momento importante sia per le vittime del lavoro, sia per chi è mancato, perché c'è un ricordo forte e importante di quello, ma soprattutto per gli operai e per tutti quelli che continuano nel mondo del lavoro e non solo quelli che sono andati in pensione, giustamente anche. Per poi proseguire per la parte istituzionale, quella degli interventi, i vari interventi. Sono contentissimo perché c'è anche il rappresentante, il presidente degli industriali, Agrusti, che ha già dato la sua adesione, perciò siamo onorati anche di questo, oltre che le parti sindacali che adesso stiamo vedendo per la loro presenza. E diciamo, dopo ci saranno anche degli atleti di AMI Sport Italia, sono occupati anche gli altri su altri fronti sportivi, ma hanno voluto venire rappresentare anche perché sono il simbolo della rinascita. Dopo un incidente ripartiamo correndo e con lo sport. Ecco, di questo parleremo anche poi nel corso della trasmissione. Intanto l'assessore Bolzonello, l'amministrazione ci ha creduto subito, ospiterà questa giornata, insomma, perché è importante sottolineare i temi che diceva il Presidente. Beh, non solo ci abbiamo creduto, è un percorso lungo, perché poi queste cose nascono perché c'è una cultura di fondo e quando c'è una cultura di fondo vuol dire che ci sono anche delle riflessioni e non a caso avevamo messo già nel programma elettorale del sindaco Michele Pegolo l'attenzione verso gli infortuni che avvengono sui luoghi di lavoro, che per noi luoghi di lavoro significa anche gli incidenti domestici, nelle case, negli itinere mentre si sta andando a lavorare, ma soprattutto poi ci vogliamo porre il problema della difficoltà di affrontare un tema così difficile, non solo dalla parte di chi ha subito, tra l'altro che è devastante, per chi ha subito l'incidente, per la famiglia e per tutti gli affetti che ci sono attorno, che poi nel tempo devono, come dire, anche farsi carico di tutto questo,
Ma immaginate anche l'imprenditore, in che situazione si ritrova quando, soprattutto su industrie come le nostre, dove c'è ancora qualche paron, che si ritrova ad avere uno dei propri operai, uno dei propri dipendenti che ha subito un infortunio. Ma è un qualcosa di devastante. E io che per lavoro anche, come dire, mi occupo di tutto questo. E ricordiamo che lei è anche dirigente delle professioni sanitarie per l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, quindi insomma diciamo ha contatto diretto con la materia. Sì, un contatto diretto in tutte le sue sfaccettature, cioè questa è una sfida a 360 gradi su cui ognuno di noi deve fare la sua parte e soprattutto dobbiamo reinventarsi strumenti, idee, modalità di affrontare questo problema, perché o arriva sulla pancia delle persone, diventa cultura diffusa, fin dalle scuole, fin dai bambini, perché facevamo un ragionamento un giorno mentre io e Amedeo stavamo andando dal nostro artista, no, che farà una statua meravigliosa proprio in ricordo di questa giornata che faremo a Fontana Fredda. Ricordo Franco Maschio, uno dei migliori scultori che abbiamo in Friuli Venezia Giulia. Stavamo facendo un ragionamento, ma pensate sulle cinture di sicurezza, il ruolo dei nostri ragazzi nelle auto. No? Quando papà è la cintura, cioè allora dobbiamo riprendere anche tutti questi percorsi nelle scuole, nei luoghi di lavoro, ma che diventi una parte su cui tutti quanti ci crediamo. Allora io su Casagrande, quando l'abbiamo incontrato insieme al sindaco, quello che ci ha entusiasmato, che ha detto subito sì, apriamo le porte e lo facciamo qui. Perché noi ogni giorno, quando andiamo a lavorare, ci chiediamo e speriamo che non succeda niente dentro le nostre imprese che sono presenti poi in tutto il mondo. Allora, un imprenditore che alla mattina, quando vede questi furgoni che partono, che vanno a lavorare, eccetera, è, come dire, un pensiero costante che hanno. Allora, dobbiamo punire quelli che fanno i furbi, e su questo non c'è dubbio. Dobbiamo fare sistema tutti quanti, sistema sia dalla parte degli operai che devono anche avere il coraggio di dire ai loro colleghi quando non si stanno comportando correttamente e allo stesso tempo anche avere il coraggio che gli imprenditori tra di loro facciano sistema su questo tipo di approccio. Allora l'amministrazione su questo non poteva tirarsi indietro perché tutta una serie di iniziative con 3 zone industriali che abbiamo a Fontana Fredda, con tutta una serie di imprese anche a livello mondiale che abbiamo, questo è un tema che non poteva non portarlo a Fontana Fredda, ma soprattutto portarlo dentro a un capannone. Sarà una giornata dal mio punto di vista credo unica e anche la parte politica che interverrà, no? Abbiamo parlato anche col vicegovernatore, vicepresidente Riccardi su questo, che quando si parla di prevenzione, avete seguito un po' il dibattito che c'è sulla prevenzione. La prevenzione ci siamo ricordati perché è venuto fuori il Covid. No, tutto il mondo del Dipartimento di Prevenzione eravamo solo conosciuti come quelli che andavano a fare 4 multe. Dovremmo anche rivedere anche noi alcuni percorsi su questo, però certamente la prevenzione diventa parte fondamentale e allora Riccardi sarà presente perché è in quel tavolo che vogliamo partire dentro un capannone a ragionare su quali sono le forme migliori per collaborare. La presenza dell'Unindustria, Confartigianato, eccetera, eccetera, cioè tutti gli attori che vorranno, le porte del capannone di Casagrande sono aperte e gli inviti sono partiti e noi li aspettiamo numerosi. E sarà senz'altro una giornata di riflessione molto importante, come diceva appunto l'assessore Bolzonello, un tema che sta molto a cuore anche al Premier Draghi, che ha fatto capire che su questo tema non si scherza, che sulle morti, sugli infortuni nel lavoro il governo avrà la mano pesante, addirittura si parla di sospensione delle attività qualora succedessero queste cose, anche se come ricordava Bolzonello certamente anche agli imprenditori sta a cuore la salute dei loro dipendenti e ci mancherebbe altro. Bozzer su questo, le morti purtroppo continuano ogni anno, ogni mese si può fare un elenco, su questo come state lavorando? So che c'è anche una bella idea di creare una specie di database.
Sì, purtroppo continuano, non si fermano, ma noi siamo convinti che giocando tutti insieme un ruolo importante, che non è solo il ruolo dell'imprenditore giustamente, ma anche quello dell'operaio, che diventa strategico, e aggiungo il ruolo dell'invalido che deve essere ripreso e reinserito in un'azienda come, tra parentesi, ispettore, perché in quell'occasione diventa veramente fondamentale la sensibilizzazione di noi invalidi sul tema del lavoro, dell'incidente sul lavoro, diventa strategico, perché sono attenti, l'aveva appena citato Bolzanello, proprio su questo fatto qui, l'attenzione, bisogna entrare dentro e avere l'attenzione. Ritengo che noi come vittime del lavoro, o le vedove, o gli orfani, o i vedovi, ed è giusto che vengano reinseriti dentro in un'azienda per poter fare ispezione e controllo, e sarebbero veramente severi in questo. Ecco, sull'idea di raccogliere tante testimonianze e metterle in rete? Sì, assolutamente sì, diventerebbe, e lo lanceremo proprio domenica questo, perché è un'idea che è nata, anche con i PAP. Ho visto i video che sono riusciti molto bene in questo, e tra l'altro ci sarà uno spettacolo di loro anche alla fine, uno spettacolo di sensibilizzazione sempre sul tema della sicurezza, ma la strategia è quella di raccogliere più informazioni possibile, sia dalla parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore, sia prima che dopo dell'incidente, purtroppo, raccogliendo e inserendolo su vari settori del lavoro. Questo diventa strategico, perché in quell'occasione anche i corsi di formazione lo potranno usufruire di queste informazioni per far capire qual è stato l'errore che è stato commesso in quel momento. Allora, grazie ad Amedeo Bozer, grazie a Carlo Bolzonello. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ma poi continuiamo a parlare di Anmil, perché Anmil è anche sport, perché gli infortunati, insomma, sul lavoro possono fare e alla grande gli sportivi. L'Anmil di Pordenone è molto attiva su questo, e quindi con altri due ospiti parleremo di questa sfaccettatura particolare, per far vedere come dall'infortunio sul lavoro si può anche rinascere. Grazie a Bozer e grazie a Bolzonello. A tra poco, restate con noi. Seconda parte di Screenshot, siamo all'interno della sede dell'Anmil di Pordenone per raccontare quella che sarà la 71esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che quest'anno si terrà il 10 ottobre a Fontana Fredda all'interno della Casa Grande, come ci hanno raccontato in precedenza l'assessore Bolzonello e il presidente di Anmil Pordenone Amedeo Bozer. Adesso abbiamo altri due ospiti perché tocchiamo il tema dello sport, perché Anmil su questo è molto attenta. Lo facciamo con Thomas Buosi, che è consigliere di Anmil Pordenone e delegato anche per lo sport. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. E buonasera anche ad Alessandro Bortot, che è un atleta dell'Anmil Italia, Anmil Sport Italia, che è insomma diciamo la categoria, la parte dell'Anmil che raggruppa a livello nazionale tutti gli atleti. Grazie dell'opportunità, buonasera a tutti. Allora, intanto partiamo subito con Buosi per raccontare che cos'è lo sport targato Anmil a Pordenone. Di nuovo buonasera. Allora partiamo da un assunto fondamentale, che ormai la salute e la sicurezza hanno un carattere quasi di vera e propria locuzione quando si tratta di lavoro, ormai vanno in simbiosi, il decreto 81/2008 e quant'altro. E dunque abbiamo parlato prima della parte sicurezza, adesso facciamo un focus sulla parte della salute, no? Che non è intesa come uno status di assenza di malattia, ma un vero e proprio status di benessere fisico, psichico e sociale. Beh, non è certo la prima volta che ne sentiamo parlare, insomma, che lo sport fa bene al corpo, fa bene alla mente e faccia bene anche per quanto riguarda la socializzazione e la dignità della persona nel reinserimento nella società grazie alla pratica sportiva, specialmente se parliamo di una persona affetta da una disabilità più o meno grave, nel nostro caso a seguito di un incidente subito su un luogo di lavoro. Detto questo, grazie ai protocolli CIP e INAIL, come Anmil abbiamo Anmil Sport Italia, qui rappresentata anche da Bortot, l'atleta,
e che fra le varie discipline si sta specializzando nell'handbike, nel calcio balilla paralimpico, nella boccia paralimpica e nella scherma. Ecco, insomma, quindi quanto è importante, lo chiedo a Bortot, lo sport anche come strumento di rinascita. Lei per esempio ha subito un infortunio, ma insomma non per questo non può fare sport come lei tanti altri. Certo, io innanzitutto sono invalido dall'86, quando mi feci male. Al tempo non esisteva nulla, a livello sportivo veramente non esisteva niente. Nella mia vita lo sport è stata come posso dire, la passione che mi ha aiutato a superare l'infortunio al tempo, e fortunatamente dopo tanti anni nel 2013, da un'idea geniale del nostro presidente Pierino Dainese, è nata Anmi Sport Italia. E quindi da quella data anch'io faccio parte di questa associazione che oramai conta già 70 atleti, prettamente invalidi di lavoro ma anche invalidi civili. E quindi, che dire, è un'associazione che sta aiutando moltissimo persone come sottoscritto. Io ormai insomma ho una certa età e quindi mi reputo più un atleta amatore, seppur comunque pratico il ciclismo. Ho praticato tanti sport in tutti questi anni, ma nell'ultimo periodo sto praticando il ciclismo proprio grazie anche ad Anmi Sport, che mi ha avviato a questa attività sportiva. E quindi è un'opportunità importante che viene data alle persone come me che hanno subito infortuni sul lavoro, in sostanza. Ecco, c'è anche un progetto importante che riguarda Fontana Fredda, prossimamente insomma ce ne parla. Sì, a Fontana Fredda c'è questa ambizione, ecco, stiamo lavorando assieme al comune di Fontana Fredda, assieme alle rappresentanze nazionali dell'Anmil e dell'Anmil Sport Italia, per portare la prima tappa nazionale il prossimo anno proprio lì a Fontana Fredda. Tappa nazionale del campionato italiano di handbike. Sappiamo che su questa disciplina un esempio mondiale, Alex Zanardi, è stato ospite anche attraverso di voi qui sul nostro territorio. Gli mandiamo anche un in bocca al lupo, perché insomma sta lottando contro l'ennesima battaglia difficile della sua vita, però come lui ha dimostrato di essere un grande esempio, anche nel piccolo tutti gli altri atleti lo possono diventare. Assolutamente sì, lui siamo certi che lo farà di nuovo per una seconda volta, lo farà per se stesso prima di tutto, per la sua famiglia, per gli atleti. Non dimentichiamo il forte impulso che ha dato all'attività proprio sportiva paralimpica italiana e i risultati lusinghieri che sono stati ottenuti anche in queste Paralimpiadi di Tokyo. Ecco, a Bortot chiedo anche quanto è importante questa presa di coscienza degli imprenditori, che in questo caso parlo della Casa Grande, aprono le porte della loro azienda per celebrare e ricordare questa giornata così importante. Ecco, anche dal punto di vista di chi come lei ha subito un infortunio sul lavoro, è un segnale comunque importante. Sì, secondo me è un segnale molto importante. Il fatto stesso che questa giornata venga fatta all'interno di un'azienda, dal mio punto di vista, in quanto invalido, ritengo che sia veramente un fatto veramente eccezionale che un imprenditore apra la propria azienda per festeggiare, per ricordare, scusatemi, ricordare le vittime che purtroppo attualmente continuano ad esserci in un numero così importante. Il fatto, ripeto, che si faccia questa giornata all'interno di un'azienda è veramente un fatto, direi, quasi epocale. Io non ho ricordi che almeno qui a Pordenone si sia ricordata questa giornata all'interno di un'azienda, e quindi ringrazio la ditta Casa Grande che ci dà questa opportunità, in sostanza. Ecco, sì, tanto per dare alcuni numeri, sono circa 800 già i morti sul lavoro dall'inizio dell'anno, quindi potete immaginare insomma quale sia anche la mole e la tragedia che sta alle spalle di queste morti. Parliamo di sport, ma parliamo anche di giovani. Buosi, quanto è importante entrare nel mondo delle scuole, e Anmi la Pordenone lo fa già da tanto tempo, per cominciare a raccontare già ai ragazzini, ai bambini, che bisogna stare attenti. Ma evidentemente è un concetto che si è reputato molto importante di recente, perché è stato siglato anche un protocollo d'intesa tra le varie associazioni o enti che si occupano di impresa, quindi la Confindustria e quanti altri, solo che l'Anmi lo fa già da quasi 15 anni, quindi abbiamo
grazie alle intuizioni anche del presidente Bozzer abbiamo giocato con 15 anni di anticipo per quanto riguarda la prevenzione, l'educazione e la prevenzione e alla sicurezza all'interno delle scuole. L'abbiamo fatto coniugando sia una parte prettamente didattica, quindi abbiamo istituito delle competizioni sui contenuti che sono propri della salute e sicurezza sul lavoro, quindi cito nuovamente il decreto 81 del 2008, affiancati poi da una parte, torniamo anche qui, sulla parte sportiva, perché la competizione sportiva magari allieta un po' anche gli studenti stessi. I risultati sono stati sorprendenti perché c'è stata una crescita esorbitante delle richieste proprio che le scuole, gli istituti superiori hanno avanzato all'ANMIL per partecipare, che siamo partiti da una prima edizione che coinvolgeva 40 studenti in tutto circa, a una competizione che coinvolge trasversalmente gli istituti superiori toccando i 1000 alunni coinvolti. Ecco, sì, numeri decisamente importanti. Cosa dicono i ragazzi quando si parla loro di queste tematiche? Sembra di no, ma recepiscono. I ragazzi recepiscono, purtroppo per fortuna dipende, ci sono delle testimonianze, fra cui la mia, che stimolano l'attenzione. Io ricordo sempre quando mi toccava ascoltare delle testimonianze di varia natura a scuola, avevo un certo disinteresse, lo ammetto, perché dico, ma tanto un vecchio, ma qua e ma là. In realtà il fatto che gli studenti si trovino magari un giovane fa vedere che queste dinamiche purtroppo non riguardano solo i vecchi, non appartengono a un mondo completamente diverso da quello che abitiamo, e per cui bisogna fare attenzione, l'attenzione non è mai troppa e soprattutto bisogna diffondere la cultura della salvaguardia di se stessi, che non vuol dire andare contro le imposizioni, chiamiamole così, che arrivano dall'alto, quindi dai capi, dai direttori e quant'altro, ma è un atto di amor proprio, perché insomma il nostro corpo ci ospiterà per tutta la nostra vita, quindi cerchiamo che sia il più intero possibile. Sì, il messaggio da lasciare ai giovani qual è? Assolutamente l'attenzione, l'interesse per quello che si fa e soprattutto non essere superficiali. Ahimè, le nuove generazioni sono sempre più, viviamo in un mondo che va sempre di corsa e quindi nel mondo del lavoro dobbiamo attenerci a quelle che sono le disposizioni in materia di sicurezza, e anche i giovani devono essere attenti a seguire queste nuove normative, queste vecchie e nuove normative, e quindi direi che assolutamente è un fatto proprio culturale, dobbiamo abituarci a seguire quelle che sono le regole. Ahimè, noi viviamo in una nazione, viviamo in una realtà dove spesso e volentieri la fretta ci porta a trovare delle scorciatoie. Questo vale sia per noi lavoratori ma anche per gli imprenditori, e quindi è importante, assolutamente, sottolineo, seguire quelle che sono le normative vigenti, e quindi assolutamente massima attenzione. Okay. Sì, grazie anche per queste parole. Chiudiamo con questa considerazione: l'obiettivo 0 morti sul lavoro c'è e lì bisognerà pian piano provare a raggiungerlo. Certo, allora questo obiettivo formalmente non c'è mai stato prima di adesso, però era sempre nell'aria, perché è la nostra missione questa, dovremmo ridurre gli infortuni e ancora di più le morti sul lavoro. Adesso, come dicevo poco fa, sembra insomma si sia mosso qualcosa in più con questi protocolli d'intesa fra gli enti, per cui l'obiettivo per il prossimo anno sarà questo e non è così impossibile, basta che stiamo attenti. Grazie ai nostri ospiti, a Thomas Buosi, grazie ad Alessandro Bortot, grazie ad Amedeo Bozzer, il presidente dell'ANMIL, che ci ha ospitato qui e che era stato protagonista della prima parte di trasmissione insieme all'assessore del comune di Fontana Fredda Carlo Bolzonello. L'appuntamento, ve lo ricordo, è per domenica 10 ottobre alla Casa Grande di Fontana Fredda fin dal mattino, per ricordare la 71esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, una giornata che sarà molto importante, spunto di riflessione. Come abbiamo visto, l'ANMIL di Pordenone è attentissima su questo e si batte da tanti anni. Grazie ancora, questa puntata di Screenshot termina qui, restate in compagnia dei programmi di Telefriuli, arrivederci.